Nuova tragedia del mare. Nel giorno di Pasqua nel Mar Mediterraneo un barcone si è capovolto nel corso di una traversata. 32 sopravvissuti, 2 morti e oltre 70 dispersi. Operazione della Guardia Costiera di Porto Empedocle, chiusi 2 ristoranti in provincia per carenze igienico-sanitarie. I carabinieri di Licata e Palma eseguono un arresto per detenzione illegale di armi, deferiti 2 individui per spaccio di sostanze stupefacenti. Domani sarà celebrato il 34° anniversario dell'uccisione del maresciallo Giuliano Guazelli, ucciso dalla mafia il 4 aprile del 92. Continua l'erosione costiera a San Leone, denuncia di Mare Amico. Inaugurato il comitato elettorale del candidato a sindaco di Agrigento Michele Sodano alla presenza di Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente. Filippo Vassallo designato segretario cittadino dei giovani di Forza Italia ad Agrigento. Inaugurata alla Camera di Commercio la mostra Pani e Dolci della nostra tradizione in collaborazione con l'associazione Panificatori. Finisce con un pareggio la sfida del Castrum con la Cirreale. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TVA Notizie di oggi, martedì 7 aprile. Tragico naufragio a Pasqua, 32 sopravvissuti, 2 corpi recuperati e oltre 70 dispersi. Questo quanto comunicato dalla Mediterranea Saving Humans sui propri canali social, precisando che l'imbarcazione si è capovolta in un'area di ricerca di soccorso gestita dalle autorità libiche. Il nostro servizio. Un nuovo dramma del mare si è consumato nel giorno di Pasqua. Decine di migranti risultano dispersi dopo il ribaltamento di un'imbarcazione avvenuta nel Mediterraneo centrale, partita dalla Libia con oltre 105 persone a bordo. Secondo quanto riferito dalla ONG Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, al momento sono stati tratti 32 superstiti, mentre sono stati recuperati i corpi di 2 vittime, oltre 70 le persone che risultano ancora disperse. Tragico naufragio a Pasqua, 32 sopravvissuti, 2 corpi recuperati e oltre 70 dispersi, ha comunicato la Mediterranea Saving Humans sui propri canali social, precisando che l'imbarcazione si è capovolta in un'area di ricerca e soccorso gestita dalle autorità libiche. Secondo quanto ricostruito da Sea Watch, i superstiti sarebbero stati soccorsi da 2 navi mercantili che li hanno poi trasferiti sull'isola di Lampedusa, principale punto di approdo per i migranti che attraversano il Mediterraneo dal Nord Africa verso l'Europa. Le immagini diffuse mostrano momenti drammatici, alcuni migranti aggrappati allo scafo dell'imbarcazione capovolta mentre una nave si avvicina per le operazioni di salvataggio. Mediterranea Saving Humans ha attribuito l'ennesima tragedia alle politiche dei governi europei che rifiutano di aprire percorsi sicuri e legali per chi tenta la traversata. Il Mediterraneo continua a essere una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Secondo i dati delle Organizzazione internazionale per le migrazioni OIM, dall'inizio del 2026 almeno 683 migranti hanno perso la vita o risultano dispersi nel tentativo di attraversare il mare. Le operazioni di ricerca dei dispersi stanno proseguendo, ma con il passare delle ore si riducono le speranze di ritrovare altri superstiti. Siamo appena salpati per una nuova missione di soccorso sotto il peso di un'altra tragedia in mare. Anche nel weekend di Pasqua le morti nel Mediterraneo non si sono fermate. Ieri più di 70 persone sono sparite in mare quando la loro barca si è ribaltata. 32 sono sopravvissute, restando aggrappate ai resti dell'imbarcazione. I primi 3 mesi del 2026 sono stati più letali mai visti nel Mediterraneo, con oltre 900 persone morte o disperse. Ma non è il mare a uccidere i rifugiati, è la scelta consapevole degli stati europei di non dare visti ai rifugiati che vengono dall'Asia e dall'Africa, affinché possano arrivare in aereo. E quando questi costretti salgono sulle barche, è di nuovo una scelta degli stati non soccorrerli in tempo. Ma anche se le politiche degli stati continuano a condannarli, noi continueremo a essere in mare per salvare. Continueremo ad opporci alle loro politiche
e a denunciare i loro crimini. Qui dal molo di Lampedusa che vedete alle mie spalle abbiamo assistito allo sbarco di più di 70 persone, donne, uomini, bambini e bambine, tra cui 19 corpi ormai senza vita, vittime di questa ennesima strage evitabile. Evitabile perché fino a che non vi saranno canali umanitari sicuri e legali per entrare in Europa, le persone continueranno a mettersi in mare in ogni condizione per fuggire dalla Libia. Siamo vicini al dolore dei superstiti, dei familiari e degli amici. Chiediamo un'accoglienza dignitosa, riconoscimento e giustizia per tutte queste persone. È il personale ispettivo del compartimento marittimo di Porto Empedocle con gli ispettori in servizio presso la Guardia Costiera di Licata e Sciacca, congiuntamente al personale sanitario, ha disposto la chiusura con la sospensione dell'attività per 2 ristoranti in provincia di Agrigento per gravi carenze igienico-sanitarie. La Guardia Costiera ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia della corretta commercializzazione dei prodotti ittici. L'operazione, intensificata anche alla luce delle recenti notizie di cronaca relative a casi di intossicazione alimentari e problematiche di epatite legate al consumo di prodotti ittici crudi, si è concentrata soprattutto sulla vendita illegale su strada e sulla verifica della sicurezza alimentare lungo tutta la filiera. Nel corso dei controlli i militari hanno sequestrato 4 tonnellate di pescato commercializzato su strada e in alcuni casi posizionati su banchetti improvvisati, tra cui oltre 6.000 esemplari di ricci di mare. E i carabinieri della compagnia di Licata hanno eseguito mirati controlli nel territorio di Licata e Palma di Montechiaro che hanno consentito di arrestare una persona e deferirne altre 2 alla Procura della Repubblica di Agrigento nell'ambito di distinti interventi per il contrasto della detenzione illegale di armi e lo spaccio di sostanze stupefacenti e condotti potenzialmente pericolose per la salute pubblica e servizio. I carabinieri della compagnia di Licata hanno eseguito mirati controlli nel territorio di Licata e Palma di Montechiaro che hanno consentito di arrestare una persona e deferire altre 2 alla Procura della Repubblica di Agrigento, nell'ambito di distinti interventi al fine di contrastare la detenzione illegale di armi e lo spaccio di sostanze stupefacenti, condotte potenzialmente pericolose per la pubblica salute. A Palma di Montechiaro i militari della stazione hanno tratto in arresto un 74enne residente in quel centro ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi comuni e munizioni. Durante l'esito della perquisizione domiciliare all'uomo è stato trovato un possesso di 3 carabine, di cui una ad aria compressa priva di moticola, una pistola modello Walther P38, 6 coltelli a serramanico, un pugnale, 149 munizioni di vario calibro, tutto materiale risultato non denunciato. Le armi e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. L'azione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Agrigento. A Licata i carabinieri della stazione hanno deferito in stato di libertà un 20enne del posto sorpreso in via Appennini in possesso di circa 6 grammi di cocaina confezionata in un unico involucro destinato allo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro restando a disposizione dell'autorità giudiziaria. Inoltre i militari, sempre della stazione di Licata, hanno deferito in stato di libertà un 58enne del luogo sorpreso mentre conferiva acqua da motobotte di sua proprietà presso 2 abitazioni private per destinarla al consumo umano in assenza di documento di trasporto, autorizzazione igienico-sanitaria e tracciabilità. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. L'uomo dovrà rispondere di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e commercio di sostanze alimentari nocive. E oggi a Camastre i militari della locale stazione sono intervenuti in via Giovanni XXIII, dove poco prima, per cause in corso di accertamento, 3 operai durante i lavori di ripristino di un balcone sito al primo piano erano precipitati dal carrello installato su un elevatore telescopico di proprietà di un'azienda di Canicattì. Gli operai coinvolti sono stati trasportati presso i pronti soccorsi di Canicattì, Agrigento e Caltanissetta. Nessuno di loro
versa fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il personale dello Spresal dell'Aspe di Agrigento per gli adempimenti di sicurezza. 2 ragazzi di Agrigento di 18 anni sono finiti nei guai dopo un controllo dei carabinieri effettuato nelle ore notturne lungo il viale Leonardo Sciascia al villaggio Mosè. I militari hanno notato un'auto procedere con un'andatura incerta e hanno deciso di fermarla. Alla guida c'era uno dei 2 giovani che non aveva mai conseguito la patente di guida e non si trattava nemmeno della prima volta. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Agrigento per l'ipotesi di guida senza patente, elevate anche sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. Durante il controllo è stato identificato il passeggero, un coetaneo studente trovato in possesso di droga. A seguito della perquisizione personale del veicolo, i militari hanno anche rinvenuto hashish e marijuana per un peso di circa 5 grammi. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. E domani 8 aprile sarà celebrata la ricorrenza del 34° anniversario dell'uccisione del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri Giuliano Guazzelli, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, assassinato dalla mafia il 4 aprile del 92. Per la circostanza, alle 10:30 presso la rettoria di San Nicola di Agrigento verrà officiata una santa messa dal cappellano militare della Legione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, alla quale parteciperanno i familiari del decorato, il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri, e le massime autorità civili della provincia. Infine, alle ore 12 presso il viadotto Guazzelli, luogo dell'agguato, si terrà una breve ma toccante cerimonia commemorativa, ove la presenza di un picchetto d'onore e le note del silenzio scandite dal trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia conferiranno ulteriore solennità al momento di raccoglimento impreziosito dalla benedizione impartita al cappellano militare e la deposizione di una corona di alloro. Continua l'erosione costiera nella spiaggia di San Leone. Questa è la nuova denuncia fatta dall'Associazione Ambientalista di Agrigento Mariamico, che in questo video che vi proponiamo fa vedere come alle dune di San Leone il mare continua ad avanzare. Questa notte ha distrutto la recinzione dell'ex lido dell'esercito, facendo cadere in mare la barriera di difesa del lido, i ferri e una lunga fila di mattoni in tufo. Un nuovo disastro per l'associazione Mariamico. Stiamo vedendo appunto il video. E le recenti piogge in Sicilia hanno provocato tanti disagi a causa delle frane che si sono verificate in tutta l'isola. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Le incessanti piogge che hanno interessato il territorio tirrenico-nebroideo nelle ultime ore stanno mettendo a dura prova la viabilità in questo territorio, aggravando una situazione già da tempo segnalata come critica. In particolare si registrano forti disagi lungo la strada statale 113 nel tratto compreso tra Tusa e Caronia, così come sulla strada statale 117 che collega Santo Stefano di Camastra a Mistretta. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato smottamenti, allagamenti e rallentamenti significativi della circolazione, costringendo gli automobilisti a percorrere questi tratti con estrema cautela e a fronteggiare tempi di percorrenza notevolmente più lunghi del normale. In alcuni casi si sono rese necessarie deviazioni temporanee per garantire la sicurezza degli utenti della strada. La situazione appare particolarmente delicata anche nei territori di Pettineo, Motta d'Afferma e Castel di Lucio, dove si segnalano ulteriori movimenti frenosi. Non meno critica la condizione a Santo Stefano di Camastra, dove una strada di collegamento verso la località marinara di Barche Grosse risulta interessata
interessata da cedimenti e fenomeni di dissesto. Secondo quanto rilevato, tutti gli episodi sono riconducibili alla persistente ondata di maltempo che sta causando la saturazione dei terreni, rendendoli instabili e maggiormente esposti a frane e smottamenti. Le autorità locali sono al lavoro per monitorare costantemente l'evolversi della situazione e predisporre eventuali interventi urgenti, mentre si raccomanda alla popolazione la massima prudenza negli spostamenti. Resta alta l'attenzione in tutta l'area, con il timore che ulteriori precipitazioni possono aggravare ulteriormente un quadro già fortemente compromesso. La conta dei danni si preannuncia salata e le amministrazioni locali, con i bilanci già ridotti all'osso, chiedono a gran voce il sostegno del governo e della regione. Senza lo stato di emergenza e lo sblocco di fondi straordinari, la ricostruzione rischia di restare un miraggio, lasciando il territorio in balia della prossima perturbazione. La priorità ora è una sola: agire prima che il fango cancelli definitivamente la speranza di un ritorno alla normalità. L'ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara per la manutenzione straordinaria del comparto stradale est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La gara è stata aggiudicata all'impresa IG Costruzioni di Cinisi, che ha offerto un ribasso di oltre il 32% per un importo contrattuale di 2.800.000 euro. Alla gara, effettuata in modalità telematica, hanno preso parte ben 290 imprese e gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi dalla data di lavori. L'intero importo è stato finanziato con fondi del Libero Consorzio messi a disposizione della viabilità interna in seguito all'assestamento di bilancio. Passiamo dalla politica. Inaugurata la nuova sede di Controcorrente Agrigento. L'evento si è svolto lo scorso 4 aprile al Viale Vittoria 125. All'evento erano presenti tra gli altri l'onorevole Ismaele Lavardera, fondatore di Controcorrente, il candidato sindaco dell'area progressista Michele Sodano e i candidati del Consiglio Comunale per le prossime amministrative di Agrigento. Vediamo questo video. Dicevano che Agrigento non fosse pronta al cambiamento. In realtà c'è un pezzo di città enorme che vuole lavorare per avviare una nuova fase. Una fase di competenza, di trasparenza e di buona amministrazione pubblica. Cioè, in teoria quelli che vedete alle spalle sono candidati nella stessa lista. In ogni lista che si rispetti c'è una competizione pazzesca. Questi qua dietro invece si fanno il tifo l'uno per l'altro. È una cosa bellissima, è una cosa pazzesca. Fa capire lo spirito fantastico. Questa sede sarà sempre aperta, sarà un luogo del confronto, dell'ascolto e già questo è il frutto di una grande collaborazione. Ci siamo autotassati, abbiamo preso scope e palette e in meno di 48 ore abbiamo costruito un luogo che darà forza alla nostra proposta elettorale, perché è qui che parleremo del nostro programma, qui che ospiteremo confronti, dibattiti e riceveremo chiunque voglia venire a conoscerci. Noi abbiamo sulle nostre spalle il peso di una grande responsabilità e in testa a questa responsabilità e questo entusiasmo che è partito, che non si può più arrestare, non si può più fermare, è come un'onda che come controcorrente sta invadendo i cuori della città di Agrigento, una città che ha bisogno di essere curata. Crediamo oggi sia necessario abbattere quel muro che fino ad oggi c'è stato tra Comune di Agrigento e cittadini di Agrigento, perché i migliori input arrivano dall'ascolto, l'ascolto dei cittadini, degli imprenditori, dei professionisti, di chiunque voglia dare un contributo alla nostra città. Oggi quella rassegnazione si trasforma in azione. Il nostro momento è adesso. Viva Agrigento! Forza Italia Agrigentina sostiene un progetto che mira a rinnovare la classe dirigente valorizzando le nuove generazioni. In tale contesto Filippo Vassallo è stato designato come segretario cittadino di Agrigento dei Giovani di Forza Italia. L'imprenditore nel settore turistico di 27 anni, Vassallo si è già distinto per avere sviluppato iniziative capaci di intercettare il turismo giovanile
puntando su esperienze moderne e accessibili legate al nostro territorio. Si tratta di un percorso che oggi si intreccia con l'impegno politico e con una prospettiva definita: incidere concretamente sul futuro della città di Agrigento. Vassallo sarà affiancato nel ruolo di vice segretario cittadino da Lucrezia Monreale, una studentessa di economia aziendale all'Università di Studi di Palermo. Altre nomine: Jessica Ruffini, consigliere di amministrazione dell'Università di Enna e segretario cittadino di Palma di Montechiaro, e Michelangelo Catalano, segretario cittadino di Casteltermini. Esistono due Forze Italia in Sicilia. L'europarlamentare Marco Falcone raduna i suoi a Catania a restituire credibilità e autorevolezza alla guida del partito in Sicilia. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Un partito che fotografa una Sicilia est-ovest, dove da un lato un coordinatore forzista siciliano, Marcello Caruso, e quindi Renato Schifani, dall'altro il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e l'eurodeputato Marco Falcone. Da settimane una frangia parla di commissariare il partito fino alle regionali e le politiche, oppure ancora di discutere tutto ad un congresso regionale, o anche che mancherebbe un coordinamento, che è una legislatura con strappi dolorosi, che ci sarebbe una questione morale da affrontare, che occorrerebbe non solamente guardare al partito, che ci sarebbe un problema di coalizione, che ricorda come il governo nazionale abbia impugnato persino la legge sugli aiuti post-ciclone Harry, stoppato il piano per la nuova rete ospedaliera, che occorrerebbe ricordarsi del referendum come segnale preciso al governo dell'isola, un dato che suonerebbe continuano come una campana. Dall'altro versante degli azzurri chi ripete invece che non è il momento dei consessi, ma il tempo invece di ritrovarsi, di concentrarsi sulle amministrative. Su questo solco il parlamentare europeo, ex assessore regionale alle infrastrutture e mobilità nella giunta targata Nello Musumeci, ovvero Marco Falcone, ha assemblato in un hotel a Catania una nutrita rappresentanza forzista, si legge nella nota stampa pervenutaci, per restituire credibilità e autorevolezza alla guida del partito in Sicilia, ma anche per un governo di alto profilo senza correnti. Appello: non è lesa maestà. Alla presenza di dirigenti, amministratori locali e sindaci, Falcone si è soffermato sulle prospettive del partito a livello regionale e nazionale, dichiarando: abbiamo chiesto un cambio di passo al presidente Renato Schifani per aiutarlo a portare a compimento la legislatura nel migliore dei modi. Non è lesa maestà, bensì un invito all'ascolto di tutti e soprattutto dei cittadini. Serve, è sempre il vice capo delegazione di Forza Italia a Bruxelles che scrive, un governo politico di alto profilo che tenga conto di tutta la classe dirigente di Forza Italia in Sicilia e non soltanto di una corrente, capace di affrontare con fattività le sfide su sanità, infrastrutture e ambiente. Non siamo contro nessuno, ma chiediamo una svolta all'insegna della partecipazione per aiutare il centrodestra e il nostro partito a presentarsi al giudizio degli elettori con credibilità e risultati. E poi ancora, siamo pronti ai congressi regionali con una proposta politica centrata sulle priorità dei siciliani. Comprendiamo le ragioni di un eventuale commissariamento che la leadership nazionale potrebbe attuare, con l'obiettivo di dare unità al partito e ristabilire equilibrio e autorevolezza nella guida di Forza Italia in Sicilia. Avviandosi a conclusione, Falcone ha chiosato: è stata una giornata importante che conferma la vitalità forzista a Catania. C'è anche il Real Monte tra i protagonisti della 13ª edizione del Borgo dei Borghi, il concorso che ogni anno si celebra le località più suggestive d'Italia. Il Borgo agrigentino, unico rappresentante della Sicilia in gara, ha conquistato il 10° posto nella classifica finale, chiudendo la top 10 nazionale. Il primo posto per il 2026 è stato conquistato da Cingoli, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Per la città della Scala dei Turchi la partecipazione al concorso ha rappresentato ovviamente un'importante vetrina. Feste comandate in Sicilia, stop al Carovoli, a Fontanarossa, un sit-in di Federconsumatori.
A Natale 2025 abbiamo assistito alla scesa in campo del Sicilia Express, servizio di trasporto ferroviario destinato ai siciliani che vivono e lavorano fuori dalla loro terra. Nella premessa del progetto regionale si leggeva della sua possibilità di viaggiare in modo diverso rispetto ad altri mezzi di trasporto, quale quello aereo, consentendo di conoscere ed apprezzare il paesaggio antropico che via via si attraversa viaggiando, riscoprire il piacere di un viaggio comodo, sostenibile e di qualità che consenta di apprezzare durante il tragitto le bellezze del territorio italiano e siciliano, quale parte integrante del viaggio. A Natale del 2024 addirittura si legge in rete, a rendere ancora più piacevole il viaggio, diverse attività di intrattenimento a bordo con personaggi dello spettacolo siciliano, un duo comico, uno stilista e alcuni influencer per documentare il viaggio verso la Sicilia. Una sorta di percorso allegro e disinvolto, o addirittura, per ironizzare, una carovana verso la terra promessa. A Catania però nelle ultime ore non hanno più retto a quanto si perpetua da anni, ed ecco che innanzi all'aeroporto di Fontanarossa, dove vi portiamo con le immagini, un sit-in di protesta contro il caro voli che continua a gravare in prossimità delle feste comandate del calendario, soprattutto su cittadini, lavoratori e studenti che dal resto d'Italia sono diretti in Sicilia. Aumentare il numero dei voli diretti da e per la Sicilia. Questo è possibile farlo, il governo regionale ha stanziato parecchi milioni per aumentare il numero dei voli per quanto riguarda i turisti che vengono e che partono dalla Sicilia. Così si può fare per i cittadini siciliani. Centinaia di nostri corregionali costretti a lavorare o studiare in altre regioni della penisola. Un si parti più, questo è il titolo dell'iniziativa promossa da Federconsumatori Sicilia, che ha visto l'adesione di diverse associazioni giovanili, tra cui Udu Catania, la rete degli studenti Medi Catania e Coinè, che si sono visti a fianco le sigle CGL Sicilia, CGL Catania e FIT CGL Sicilia. Sono cittadini italiani come tutti gli altri e hanno il diritto di potersi muovere all'interno del paese senza restrizioni notevoli o addirittura con l'impossibilità. Noi non abbiamo un'alternativa al trasporto aereo, perché andare col treno, con l'autobus o con le navi richiede parecchio tempo. L'unica possibilità è il trasporto aereo. L'unica possibilità è aumentare il numero di voli, soprattutto in questi periodi di picco. Come da comunicato stampa pervenutoci, questo in sintesi. Rientrare per Natale a Pasqua è risultato proibitivo per diversi siciliani. Tariffe da oltre 500 euro se si sceglie un diretto, oppure costi più bassi, ma facendo uno o più scali improbabili se si proviene dall'estero. Per un volo da Genova a Catania, continuano, si risparmia se si passa da Varsavia, con un totale impiego di ore pari ad un giorno di viaggio. È in atto, affermano, una vera e propria speculazione sulla pelle degli emigrati siciliani, in gran parte giovani, studenti e lavoratori, su coloro che si trovano fuori dalla Sicilia, spesso non per scelta, ma perché costretti dalla carenza di opportunità nell'isola. È possibile farlo con la buona volontà di tutti e utilizzando, per esempio, invece dei bonus a pioggia persi che vengono utilizzati dalla regione, che vengono dati a pioggia e che comunque non hanno contribuito ad abbassare il prezzo dei biglietti, bisogna creare degli incentivi alle compagnie aeree in modo, ripeto, da aumentare il numero dei voli e consentire di abbassare il costo dei biglietti. Il diritto a tornare dalle proprie famiglie durante le feste. Non possiamo più accontentarci di bonus o ristori occasionali. Serve una soluzione strutturale che affronti le cause del caro voli e garantisca tariffe eque tutto l'anno. Ribadito ancora come il problema del costo esoso dei biglietti aerei da e per la Sicilia non possa essere affrontato con misure temporanee o emergenziali, ma richieda una strategia di lungo periodo capace di incidere realmente, pur rispettando le regole del mercato. Solo così i cittadini siciliani saranno cittadini di serie A come tutti gli altri. Linea alla regia per la pubblicità. Inaugurata ad Agrigento presso la sede della Camera di Commercio un'interessante mostra dal tema Pani e dolci della nostra tradizione in collaborazione con l'associazione Asso Panificatori. Le interviste. E quindi possiamo visionare. Ora ci sarà
un piccolo templetto abbiamo la possibilità. Questa mostra rappresenta intanto la promozione, diciamo, delle attività produttive della provincia, poi rappresenta questa mostra in particolare la tradizione portata nel presente, perché se noi dimentichiamo quello che siamo stati, dimentichiamo le tradizioni, secondo me non c'è futuro, perché le tradizioni fanno parte di noi, ci danno lo stimolo per migliorarci, per continuare a produrre, per fare conoscere i nostri prodotti nel mondo. E spero che questa mostra sia di stimolo alle altre attività per fare in modo che i nostri prodotti vengano sempre di più conosciuti nel mondo, in maniera di poter avere un ritorno economico, d'immagine, culturale, diciamo, e tradizionale. Questa iniziativa nasce in collaborazione con Camere di Commercio e Confesercenti Assopanificatori. Abbiamo voluto riproporre una mostra ripercorrendo le tradizioni pasquali nei dolci e nei pani. L'anno scorso abbiamo esposto con Cultura Panis in occasione dell'Agrigento Capitale della Cultura. Quest'anno appunto abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso, ripercorrendo le radici appunto pasquali nei dolci e nei pani tradizionali siciliani e non. Cosa vuole rappresentare questa mostra? Questa mostra vuole rappresentare che c'è una vicinanza al territorio, alle aziende artigianali, a tutto quello che gira appunto nelle attività produttive del territorio. Quali pani, quali dolci mettete in mostra? Ma i pani sono i cosiddetti panaredda con l'uovo, che sono quelli tradizionali che mi ricordo fin da bambino ci sono sempre stati, e poi i dolci, la cassata siciliana, che è tradizione per Pasqua, e gli agnelli pasquali appunto, e le colombe. E vi mostriamo adesso in questo servizio come si prepara una pietanza tipicamente pasquale della nostra tradizione culinaria, che è quella del tagano di Aragona, propostaci da Patrizia Carlozzo, chef di sapori di Girgenti. Buongiorno, oggi prepareremo insieme utagano, un piatto tipico di antiche origini contadine, preparato nel comune di Aragona durante il periodo della Pasqua. La pietanza veniva consumata dai contadini e dai minatori del posto per il loro sostentamento giornaliero, avendo un alto valore nutrizionale. Il suo nome deriva dall'uso di un particolare contenitore di coccio, usato per la cottura e chiamato appunto tagano. Ancora oggi la tradizione vuole che il sabato santo le famiglie, adulti e bambini si riuniscono attorno al proprio focolare di casa per preparare questo piatto unico e tutti insieme assistono alla sua cottura, che viene fatta all'interno di un forno a legna. Per consumarlo bisognerebbe aspettare la Pasquetta, una festosa scampagnata mangereccia, ma già la tavola di Pasqua lo vede protagonista. A questo piatto è dedicata la sagra del tagano. Dovete sapere che qualche anno fa, per acquisire i segreti e le migliori tecniche di questa preparazione del tagano, sono andata in trasferta ad Aragona a casa della brava cugina Maria Giovanna, la quale annualmente prepara questo piatto pasquale nel rispetto quasi ritualistico di una tradizione che continua a tramandarsi nel tempo da madre a figlia. Andiamo alla preparazione del piatto. Per preparare il tagano occorrono 1 chilo di pasta tipo rigatoni, 60 uova, 500 g di carne macinata di manzo, del prezzemolo, sale, un cucchiaio di cannella, un cucchiaio di zafferano, 2 uova, 1 chilo di pecorino grattugiato, olio di arachidi per friggere, pepe, 1 chilo di tuma. Tenete a mollo in acqua tiepida un panino per circa 10 minuti, dopodiché strizzate e cominciate a impastare la carne insieme al formaggio grattugiato, al prezzemolo, 2 uova, sale e pepe
per fare delle piccole polpettine. Friggete le polpette in olio bollente, ma non cuocetele troppo, in modo che restino abbastanza morbide. Prendete tutte le uova, apritele in un'insalatiera capiente, sbattetele e aggiungete pecorino grattugiato, zafferano, cannella, pepe e prezzemolo abbondante. Adesso prendete un tegame di terracotta, imburratelo e cominciate a mettere a strati la pasta che avrete bagnato con una parte delle uova sbattute, le polpettine sbriciolate, la tuma tagliata a fette grandi e completate ricoprendo il tutto con le restanti uova. Ricordate che l'ultimo strato deve essere sempre fatto da fette di tuma e uovo sbattuto a finire. Infornate il tagano nel forno a legna a 160-170 gradi per circa 2 ore e mezza. La cottura deve essere lenta e non troppo forte. Finito, scopriamo come sono venuti. Sono stati in forno 2 ore e mezzo e sono bellissimi e profumatissimi. Riusciremo a resistere fino a Pasquetta a non mangiarli? Ne dubito. Sono molto soddisfatta, ma soprattutto sono felice per aver rinnovato un'antica e meravigliosa tradizione della mia terra. Passiamo adesso allo sport. Lo scontro diretto per la salvezza nella categoria tra la Castrum Favara e la Cirreale finisce con un pareggio 1-1. Il servizio. Nel turno infrasettimanale che precede la domenica di Pasqua si affrontano Castrum Favara e Cirreale, scontro diretto a bassa, anzi bassissima quota tra due squadre che in questo momento, se il campionato finisse oggi, disputerebbero i play-out per mantenere la categoria. Solito cerchio davanti alla panchina per Pietro Infantino e i suoi ragazzi. Poi con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano iniziamo col film della partita che inizia con un calcio di punizione in favore della Cirreale, ma Gagliardi spedisce la palla in tribuna. Dall'altra parte, sempre su calcio piazzato, il tentativo, anch'esso impreciso, da parte di Franco Fonte. Castrum Favara che cerca di attaccare questa volta con una conclusione mancina che viene bloccata da parte del portiere di Franco. Poi rimessa laterale eseguita da Rechichi, palla che rimbalza fuori dall'area di rigore dove c'è Cozza, controllo e destro non perfetto di Silvestro, e allora poco prima della fine del primo tempo la sblocca la Cirreale con questa conclusione velenosa ma non irresistibile di Capitan Walter Cozza, che porta la squadra di Ciccio Cozza all'intervallo in vantaggio di 1-0. In avvio di ripresa prova a replicare subito il Castrum Favara con questa conclusione di Piazza che termina fuori, poi percussione centrale e tiro impreciso da parte di De Min. Non sarà l'unico tentativo in questo modo da parte del Castrum Favara. Qui ci prova a Tripicchio con una conclusione di destro che termina fuori, poi dal cross dalla destra c'è la sponda per Nacho Varela, anche qui non perfetto il portiere, in questo caso si tratta di Franco. Il gol, la rabbia del capitano del Castrum Favara che poi indica gli attributi, mano sul cuore, e poi invita a placare la contestazione una parte della tribuna dello stadio Bruncolleri. Poi ancora Varela prova a mettersi sulle spalle la squadra. Infine conclusione col destro imprecisa da parte di Tripicchio, altra palla messa lunga verso l'area della Cirreale con la sfera che arriva ancora dalle parti di Tripicchio. Mancino sventagliato che termina fuori. Dall'altra parte a Cirreale che ci prova con questo calcio di punizione battuto da Davide Di Stefano, lo smanaccia fuori questa volta senza difficoltà di Silvestro. È l'ultima azione della partita che dopo il triplice fischio del signor Pascuccio termina 1-1. Non si muove praticamente nulla in classifica per Castrum Favara e Cirreale. Da Sportisir è tutto, alla prossima. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale OSE8 del digitale terrestre e streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.